Ben ritrovati dalla redazione. Giornata di truffe su Truffe per Udine, provincia. Ieri nel pomeriggio due donne hanno denunciato di essere state raggirate per cifre consistenti, un totale di 36.000 euro alla stazione dei carabinieri del capoluogo friulano, mentre una terza è stata la vittima di una scusa più innovativa a Moggio Udinese. La prima persona colpita è una donna del 68 residente in città che in mattinata è stata contattata da un uomo che si fingeva militare dell'arma con la scusa che ci fossero indagini in corso a carico di lei. È riuscito a farle effettuare 3 bonifici su conti sconosciuti che ammontano un totale di poco sotto i 25.000 euro. Caso analogo per una residente del comune di Moruzzo, questa volta contattata da un sedicente addetto antifrode dalla sua banca, ancora il pretesto dell'indagine in corso, tanto che a casa sua si è presentato un finto carabiniere. Terzo caso con una novità: a farne le spese è stato una commerciante classe 1957 che ha ricevuto una chiamata al telefono. La persona si è presentata come un tecnico di Alipay, una piattaforma di pagamento online attiva in Cina dal 2004. La voce maschile l'ha convinta che per alcuni aggiornamenti tecnici era necessario che mettesse mano al telefono. La cifra persa è di 3.100 euro. Come negli altri due casi, le indagini sono state affidate ai carabinieri. Dal 1 gennaio 2026 non sarà più necessaria la vignetta autostradale per percorrere il tratto tra il valico internazionale di Rabuiese Scoffie e Capodistria. Lo ha annunciato il vice premier sloveno Matej Arcon, rendendo nota la decisione del governo sloveno nella sua seduta a Murska Sobota, che ha riclassificato il tratto in questione da superstrada a strada principale. Ed ancora cambiamo argomento. Confindustria, Alto Adriatico e Fincantieri hanno sottoscritto un protocollo d'intesa finalizzato a sostenere il rafforzamento tecnologico e organizzativo delle PMI attraverso una collaborazione strutturata su 3 assi ritenuti strategici: sostenibilità ESG, digitalizzazione e riorganizzazione logistico-organizzativa delle filiere. L'accordo, che si inserisce nella strategia di Confindustria Alto Adriatico di promuovere e potenziare le sinergie tra grandi imprese, PMI associate, punta a creare un ecosistema industriale più competitivo, resiliente e sostenibile, capace di affrontare con successo le sfide della doppia transizione green e digitale e di adattarsi alla rimodulazione delle catene globali del valore. Sport basket, impresa sfiorata. La Pallacanestro Trieste si arrende al Galatasaray all'ultimo tiro, finisce 90-91 in favore del Galatasaray. La squadra di Gonzales si arrende solo in volata al termine di un match splendido per qualità e intensità. Uno sguardo alle previsioni meteorologiche per la giornata: cielo variabile con possibili nubi basse nel Tarvisiano, dalle ore centrali cumuli sulla zona montana e cielo sereno poco nuvoloso altrove, sulla costa e sulla fascia orientale bola moderata. Temperature minime in pianura fra 6 e 10, sulla costa fra 13 e 16 gradi, massime in pianura fra 20 e 22, sulla costa fra 21 e 23 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con l'informazione, grazie per averci seguito, a più tardi.